c'è e noi siamo molto categorici in questo. Andiamo però ci vogliamo spostare a Di Maro, ci vogliamo spostare a Di Maro. Andiamo a Di Maro, c'è il nostro Manuel Guardasole che immagino dove possa essere, non so, mi senti Manuel? Sarà in piazzetta, sì, piazza Madonna della Mi sento un po' lontani. Buonasera, buonasera qui dalla piazza centrale di Di Maro, siamo qui in compagnia di Valerio Iovine. Di un grande questa sera artista, serata dedicata agli ospiti artista, di Made in Sud, poi dopo lo spettacolo ci sarà Valerio Iovine che ci delizierà della sua voce. Raccontaci un po' cosa farai stasera qui a Di Maro. Ma innanzitutto buonasera a tutti, questo è il terzo anno di fila che sono a Di Maro, quindi cerco di portare pure bene, come è stato per gli anni passati, al Napoli. Porterò la mia musica e soprattutto i miei messaggi, che oltre al fatto di poter essere messaggi anche calcistici, come quello che per esempio è un mio classico che ho Reggae Maradona, cioè la canzone dedicata al re di Napoli, che per me il re di Napoli è uno solo ed è Diego Armando Maradona, però ci saranno anche canzoni che riguardano proprio il sentirsi napoletano e il sentirsi cittadino del mondo, quindi napolitana, e poi tante altre sorprese. Faremo anche una cover della musica, come dire, classica italiana rivista nella nostra maniera reggae, insomma una maniera per fare festa insieme ai tifosi del Napoli. Senti, oggi pomeriggio ti abbiamo intravisto dalla tribuna di Carciato, intravedere un po' gli allenamenti, i primi allenamenti di Carlo Ancelotti. Cosa ti è sembrato di questo nuovo Napoli? Cosa ti manca già di Maurizio Sarri, che è stato annunciato da poche ore al Chelsea, e cosa pensi possa portare in più un allenatore come Carlo Ancelotti? Ma guarda, è un po' come, ripeto un po' quello che ho detto anche prima, perché questa è una domanda che è diciamo, ricorrente. Questa è la domanda ricorrente, però io è come parlare dell'ex fidanzata quando ti sei fidanzato nuovamente. Sarri sicuramente mi rimane nel cuore, mi rimane anche la nostalgia, ho una difficoltà a vederlo comunque con lo stemma del Chelsea, perché è normale, perché io me lo sarei immaginato alla Ferguson, cioè per tanti e tanti anni comunque nel Napoli, per quello che diceva lui, tifoso del Napoli, amante comunque di quelle che sono le nostre tradizioni. Per adesso dobbiamo pensare al nostro futuro, il nostro futuro si chiama Ancelotti. Io vedo comunque in campo, ho visto allegria, ho visto voglia di fare, ho visto voglia di mettersi in mostra, e dopo quello che abbiamo fatto comunque dobbiamo solo andare avanti per quello che abbiamo fatto è una sola cosa. Senti, tu prima ci parlavi del tuo reggae dedicato a Maradona, qualche azzurro ti suscita qualcosa che ti possa portare a scrivere magari un pezzo? E soprattutto poi c'è se vogliamo, questo mondiale hanno mostrato che Messi e Ronaldo molto spesso accostati a Maradona in quanto migliori giocatori al mondo di sempre. Beh, forse questo paragone non regge, per noi è troppo facile dirlo. Vedi, penso sia facile per uno di Barcellona scrivere qualcosa su Messi, o fino a poco tempo fa scrivere un madrilegno, scrivere qualcosa su Cristiano Ronaldo. Noi abbiamo avuto la più grande fortuna calcistica possibile, quella che abbiamo avuto il genio del calcio a Napoli, e io che comunque l'ho visto giocare al San Paolo, ho visto Napoli-Bayern di Monaco, ho visto Napoli-Stoccarda, ho visto Napoli-Verona, ne ho viste tante comunque, i miei fratelli hanno visto il suo arrivo a Napoli. Maradona Maradona è il re, perché non è stato soltanto un calciatore, ha combattuto proprio un'ideologia di calcio completamente differente, ha vinto con una squadra che non era forte all'epoca come l'Inter, come la Juve. Maradona è imparagonabile, quindi credo che avrò una grandissima difficoltà a scrivere una canzone su un altro mito. Magari in futuro, magari speriamo qualcuno possa superare. Ma Hamsik è stato detto che dopo 10 anni ha fatto bene al Napoli, ma forse non è la stessa cosa per noi, dobbiamo dire. Ma non è la stessa cosa per quello che per come concepiva Maradona il calcio, per come era un capopopolo. Hamsik io lo amo, lo adoro, e nella mia famiglia non si può parlare male di Hamsik perché sennò mia moglie si incazza, quindi per capire. Però questo è completamente differente rispetto ad aver avuto il genio del calcio indiscusso qua a Napoli. Senti, io ti ascolto, a Napoli sei molto amato come artista.
non posso che farti una domanda, sia in napolitano parli di un albanese tale e quale a noi, sia nella nuova canzone, quella con Decibel Bellini, parli di Albania come casa nostra, come casa mia, certo. Dici. Quindi Else Dei Sai è uno di noi, che ne pensi di questo ragazzo? Assolutamente, nella canzone tra l'altro qualcuno lo ha pure notato, nella canzone Napoli-Napoli con Decibel Bellini io ho citato tutti i luoghi di nascita comunque degli attuali azzurri, qualcuno comunque come Reina è andato via, però per il resto sono rimasti tutti, parlo di Polonia, parlo di Slovacchia, parlo di Albania come dicevi tu. Io sono legato a questi ragazzi così come saprò farmi capace quando andranno via, come nel caso di Jorginho. Quello che sarà il mio Napoli dal punto di vista dei giocatori e dal punto di vista dell'allenatore sarà chi io tiferò e chi difenderò, quindi chi rimane con l'azzurro rindocore è quello che io amo. Da tifoso ti faccio un'ultima domanda, quella forse da $1 milione. È arrivato Cristiano Ronaldo, oggi annunciato alla Juventus. Il Napoli può lottare lo stesso per lo scudetto, possiamo riuscirci anche quest'anno? Lo dico a tutti i tifosi del Napoli, a noi e Cristiano Ronaldo non ce ne fotte proprio. Grazie mille Valerio e buona serata. Fabio, io per il momento ti ridò la linea in attesa di altri ospiti qui dalla piazza centrale di Di Maro Folgarita. La serata è divertente.